Arriva a Veneto giorno 1. È iniziata prima dell'alba l'avventura dei nuovi mezzi in dotazione alla ditta italo-tedesca, che si è aggiudicata l'appalto per la linea 80 di autobus tra Chioggia e Venezia. Già alle corse notturne delle 3.40 e delle 4.40 i primi disagi denunciati dagli utenti attraverso i network. Alle prime luci del mattino Chioggia Azzurra si è unita ad essi e ha viaggiato a bordo delle corriere nuove di zecca a 2 piani, riscontrandone pregi e difetti. Il reportage completo è nel blog Chioggia Azzurra. Cioè, il problema nostro è quello che andiamo a lavorare, certo, e la corriera agli stessi orari. Ci va bene che abbia aggiunto delle corse specialmente nel pomeriggio per ritornare a casa, però il fatto che alle 6.10 che parto da Sottomarina si arriva quasi alle 6.30 del solito, e 6.30 siamo già in Romea avanti, cioè, noi abbiamo degli orari noi da rispettare. E allora, primo giorno di Arriva Veneto a Chioggia, per quanto riguarda l'entrata del nuovo gestore della linea 80, l'assessore Stecco da questa mattina presto ha seguito con attenzione le varie fasi di questi primi passi, insomma. Sì, infatti questa mattina insieme al consigliere Padoan siamo andati in Piazzale Europa per verificare come procedeva l'avvio del nuovo servizio con la nuova compagnia. Inizialmente, da quello che abbiamo visto noi, sembrava tutto tranquillo, nel senso che arrivavano le corriere, le persone salivano senza difficoltà, un po' di lamentele sugli orari, però sembrava tutto fosse lineare. Dopo un giro di mezz'ora abbiamo ricevuto i primi messaggi, le prime forti lamentele, soprattutto la corsa delle 4.40, dove ci hanno riferito che già quando è arrivata a Borgo San Giovanni la corriera era già piena e quindi le persone da Borgo San Giovanni verso Chioggia hanno fatto fatica a trovare posto e quindi sono rimaste in piedi. Oltre a un ritardo negli orari, che a Valli è arrivata con un quarto d'ora di ritardo, e che questo ritardo nell'arco delle ore si sta facendo sempre più pressante. E quindi diciamo che c'è questa difficoltà. La maggior parte delle lamentele che ho ricevuto comunque riguarda l'orario, nel senso che spostare di 10 minuti fa la differenza, perché partire da Chioggia e arrivare a Venezia con 10 minuti di ritardo può far saltare tutti gli altri servizi, come dalla CTV, dall'ospedale alla Fincantieri, ma questo avevamo già detto in commissione e speravamo che l'azienda avesse recepito questa richiesta. L'ha recepita in parte, ma speriamo che nel corso delle prossime giornate, soprattutto dopo l'incontro che faremo martedì in comune con Città Metropolitana, Arriva Veneto e insieme ai consiglieri, andremo a chiedere di revisionare ulteriormente questi orari regolarmente. C'è anche il problema di Via Naccari, perché c'è la deroga per il Terezzino, perché infatti tanti non lo sapevano e sono andati alla fermata quella della tomba, non c'era, e più anche scusa interrompo l'assessore, non hanno ancora messo sulle fermate gli orari questo è un altro bel handicap, insomma. Sì, su Via Naccari adesso gli uffici stanno verificando se c'è la possibilità o meno di cambiare questo limite. Per quanto riguarda il mancato avviso, qui non è compete alla comune amministrazione, ma certo, all'azienda. Noi abbiamo dato una risposta all'azienda e se poi dopo l'azienda non ha messo un avviso alla fermata dicendo che è momentaneamente sospesa e partenza dal Campo Marconi. Sì, ma non era un richiamo dell'amministrazione, era per ricordare che uno dei vari punti Un'altra osservazione che abbiamo notato è la difficoltà di questi mezzi nel fare la rotonda di Campo Marconi, che al primo colpo non riescono, devono fare un po' di manovre. Quindi vediamo poi nell'arco della giornata, con il traffico più massiccio, se questo può comportare dei disguidi, dei problemi. Grazie assessore. Grazie a voi, arrivederci. Attorno alle 12.30 di oggi si è verificato un principio di incendio ad una casa con terrazza tra Calle Olivotti e Calle Dogana, nel centro storico di Chioggia. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, accorsi veramente a stretto giro di posta, ha consentito di venire a capo delle fiamme e di spegnere il rogo che si stava propagando, mettendo in sicurezza l'edificio e chi lo abita. Iniziare
noi, la Delfino Triathlon, tutti i miei atleti, tutta la mia squadra. Devo ringraziare. Si è svolto stamane a Sottomarina il tradizionale aquathlon organizzato dall'associazione sportiva Delfino Triathlon di Chioggia. L'iniziativa compendia 2 manifestazioni di corsa e nuoto, appunto l'8º Aquathlon Kids per i bambini e il 7º Aquathlon classico. Il primo è partito dai Bagni Clodia alle 10 del mattino, il secondo alle 12:45, sempre al Clodia. I più giovani, dai 6 ai 19 anni, sono stati divisi in 5 categorie per età e hanno dovuto compiere tragitti diversi, ripetendo 2 volte la corsa sulla battigia inframmezzata dal nuoto nel mare antistante lo stabilimento. Per gli adulti invece il percorso a piedi copre il tratto di lungomare fra l'incrocio con Viale Umbria e quello con Viale Ionio e il relativo arenile parallelo. Verranno premiati i primi 3 assoluti e i primi 3 di ogni categoria, sia maschile che femminile. La gara era aperta anche agli amatori. L'assistenza medica è stata garantita in collaborazione con la ULS 3 Serenissima e la Croce Verde. Arriva la box in Piazza Europa a Sottomarina. Oggi pomeriggio, dalle ore 18, verrà disputato infatti il primo trofeo Il Leone di Chioggia, con 10 combattimenti fra pugili dilettanti. Uno di questi incontri però vedrà protagonista l'esibizione di Luca Rigoldi, campione europeo nella categoria Supergallo. Inoltre saranno ospiti tra gli altri Davis Boschiero, neocampione europeo Superpiuma, e Nigel Millas, neocampione europeo dilettanti Youth per la categoria 75 kg. L'evento è organizzato dall'Associazione Sportiva Box Piovese e dai Leoni di San Marco. Avranno luogo nella giornata di domani, l'11 giugno, secondo calendario, le celebrazioni dei santi patroni di Chioggia, Felice e Fortunato. Nell'occasione, la cattedrale di Santa Maria Assunta resterà aperta fino a tarda sera per la venerazione delle reliquie e delle statue dei santi. Le cerimonie religiose, iniziate già oggi alle 18 con i vesperi, si dipaneranno lungo la mattina di lunedì con la messa del capitolo e le funzioni congiunte delle unità pastorali del centro storico, alle 9:30 a San Giacomo, alle 11 in cattedrale. Alle ore 18 la processione con le statue dei martiri di origine vicentina, dalla chiesa di Sant'Andrea fino a Vigo e poi lungo il Corso del Popolo per concludersi in Duomo, dove alle ore 19 la messa pontificale del vescovo Tessarollo chiuderà il programma consacrando Cesare Bellemo quale diacono permanente. Non mancheranno le tradizionali bancarelle di dolciumi e altri oggetti lungo il Corso del Popolo per tutto il giorno. Amici di Network Azzurra, buongiorno e buona domenica. Dunque, quello che ci aspetta è una bellissima giornata estiva con temperature che tranquillamente guadagneranno i 30 gradi e li supereranno probabilmente nel pomeriggio. Una situazione quindi di stabilità atmosferica che però non sarà molto lunga, perché questa alta pressione tenue dal Nord Africa ha i giorni contati, nel senso che la parte più calda di questo periodo sarà tra oggi e lunedì pomeriggio e poi già da martedì la giornata diventerà instabile perché un'ulteriore bassa pressione tenderà lentamente ad invadere le nostre regioni settentrionali, portando un abbassamento delle temperature prima con conseguenti temporali, acquazzoni e quant'altro come lo è stato la settimana scorsa. Una situazione quindi da doppia faccia, dove avremo sicuramente temperature che non si abbasseranno di tantissimo, ma l'instabilità sarà diffusa sicuramente tra martedì e venerdì prossimo. Ma tornando ad oggi, una giornata tipicamente estiva, come vi ho detto, senza pochissime nuvole, a parte qualche velatura nel pomeriggio, ma che non guasteranno certo la spiaggia ai nostri turisti. Dunque una bellissima giornata, godiamocela tutta e ci sentiamo domani. Ciao a tutti!